Allora, stiamo parlando con il presidente regionale ADOC, Sergio Taurino, dei bonus sociali. Ci sono anche questi, vediamo un attimo la slide perché sono importanti, no? E anche perché c'è un cambiamento rispetto alla precedenza. Che cosa avviene? Vediamo di raccontarlo. Il cambiamento è epocale, finalmente il bonus sociale è diventato automatico, c'è un automatismo. Cioè come funziona? Praticamente chi ha un ISEE inferiore a 8.216 euro circa annui e se ha più di 3 figli inferiore a 20.000 euro, 20.000 rotti, no? Già si troverà nelle bollette successive chiaramente alla campagna fiscale, si troverà la riduzione in bolletta direttamente. Cioè i dati finalmente nel mondo del web, cioè informatico, siamo riusciti a informatizzare, a far parlare l'Agenzia delle Entrate con tutti i sistemi, diciamo i grandi sistemi dei grandi distributori e dei grandi venditori. Quindi 3 milioni di famiglie 3 milioni automaticamente di famiglie, riceveranno questo. Cara Elena, 3 milioni di famiglie significa ogni famiglia ne avrà 2, 3, 4 persone, stiamo parlando già di un 20% in Italia di redistribuzione, no? Certo. Di quello che potrebbe essere. Forse diciamo, anche il monito però importante, questo ne abbiamo parlato più volte in casi di energia e se viene da voi associazione dei consumatori, è che chi ha dei redditi bassi deve anche calmierare l'utilizzo dell'energia elettrica, perché se ci sono segnalazioni di persone che sanno di avere reddito basso e tengono per esempio l'aria condizionata accesa giorno e notte quando magari non serve. Allora, l'anno scorso non sono partita e l'hotel mi ha permesso di spostare il pernottamento in altre date, però il periodo lo decidono loro, perché ogni volta che potrei andare in vacanza l'hotel non ha posto, praticamente posso andare solo quando loro sono vuoti, non mi sembra corretto. Poi chi devo rispondere? Lei. Un po' quello che dicevamo prima è un po' a discrezione della. Però insomma. Sì, l'utente, ecco perché dicevo che prima l'utente si è trovato doppiamente in una situazione di. Non è corretto. Di emergenza, perché oltre al fatto di non poter andare in vacanza per il Covid, comunque aveva questa incertezza futura nel non saper quando prenotare, anche perché l'emergenza Covid poteva comunque evolversi e la disponibilità di esercizi commerciali poteva comunque variare. Qui non abbiamo una soluzione precisa. Sì, non è una pratica corretta questa a questo punto. Diciamo però. che potrebbe essere una pratica commerciale scorretta, perché magari mi imponi di venire in vacanza ad agosto quando sappiamo benissimo che la tariffa di agosto magari è più alta. Qui non c'è in Italia un vero regolamento che mi impone. Quindi non c'è possibilità di fare qualche cosa, noi, se no magari tanto. Comunque scrivere, noi ripetiamo sempre il solito reclamo, però a volte ecco, ha un'efficacia magari inaspettata, perché piuttosto che farsi fare della cattiva pubblicità, e questo molte volte capita, l'hotel o la struttura cerca comunque di venire incontro all'utente. Questo infatti potrebbe essere uno strumento, assolutamente sì, anche perché dopo i giudizi negativi non fanno piacere a nessuno. Sì. Un altro messaggio, infatti ogni giorno ricevo telefonate da gestori del nome sconosciuto che mi propongono sconti in bolletta pazzeschi e poi quando chiedo delle proiezioni lo sconto è quasi insignificante. Il mio consiglio per tutti è quello di guardare la qualità del servizio offerto. Saluti, Sergio Taurino. Oh mamma mia, chi è questa persona? Palesati e vieni da me, perché sei una persona che ha capito qual è il concetto. Esatto. No? Quindi un'assistenza, qualità del servizio, questo è fondamentale. La qualità del servizio, ragazzi. Cioè, dici, ma come? Nella luce cosa c'è? La luce la prende lei, la prendo io. No, il secondo è avere un reclamo, avere una persona che ti risponde. Primo, cioè un'azienda seria, no? C'ha comunicazione, reparto guasti, protocolli di conciliazione con le associazioni dei consumatori, che non ce l'hanno tutti. No. E poi dopo c'è una cosa, la qualità del servizio. La qualità del servizio si paga, ragazzi, non si paga nel senso di materia prima o nel senso di. Si paga da sola, perché il signore ha centrato il problema. No? Mi chiamano 100.000 persone, mi dicono ti sconto del 20% sulla bolletta. Poi però. Già questo è truffaldina la cosa, ripetiamo, perché si parla solo del 30% della tua bolletta. Allora, se io ti faccio il 20% di sconto su 500 euro, no? Sarebbero 100 euro.
ma il 20% sul 30% di 500 euro sono 12 euro. Ragazzi, ma non lo faccio a fine di zaia. Oh, se ho sbagliato qualche... Comunque, il 30% di quel famoso 500 euro, che non vengo fuori su Striscia, perché sarebbero capaci anche di prendermi a Striscia adesso. Allora, ripeto, quindi, sì, chiaro. la materia lo prima sconto è il 30%, sulla materia prima su un 30%, quindi non su tutto l'insieme. Allora, già una persona che venga dentro casa mia, ora pranzo, regolarmente ora pranzo, non mai capivo per cosa, o per del come, riposino. sanno proprio sta cosa alle 2 di pomeriggio, o te telefona oppure ti vengono a casa. Le persone anziane, e io l'ho sempre detto, le fasce sociali più deboli, quelle oggi che hanno subito di più, che hanno subito in termini col Covid, dei decessi, di truffe. Sì. Lo sappiamo, noi stiamo facendo, adesso io vorrò fare un'indagine, no? Sull'età, diciamo, delle persone truffate nell'ambito della telefonia. È una roba impressionante, ragazzi. A parte il fatto un capitolo, che si sta abbassando anche l'età, perché vengono truffati i ragazzini, quelli di una certa età, che il papino o la mammina gli lascia anche la carta di credito. Che io cercare negli occhi certe persone, cioè gli lasci la carta di credito. Molto spesso io ho visto personalmente le ricaricabili con carta di credito, o addirittura hanno usato anche come si chiama, la revolving, la carta revolving. Elena, mi devi invitare un giorno, che parli delle banche, parliamo di carte di debito, carta di credito, carta revolving e quant'altro. I rischi e le opportunità. Tu sai che qua c'hai i centri commerciali, entri dentro, te fa la tesserina, ti preoccupare, ti dà con 1500 euro, to ciappa, questo qua arriva, spara tutti 1500 in una botta e dopo 5 anni sta pagando ancora interessi. Mamma mia. Allora, questo per quanto riguarda l'energia, complimenti che ha fatto questa osservazione, perché ha capito che ci sono che fra una compagnia e l'altra si risparmia qualche 5 euro, insomma, bisogna stare attenti dai 5 ai 10 euro, va, dai, buttala. Ultima slide, perché sempre a proposito di bonus, c'è la proroga dello sconto per le piccole imprese, ne beneficiano qui 3,7 milioni di soggetti, piccole imprese, negozi, piccoli Quale ha colpito il Covid? I ristoranti, gli alberghi, le trattorie, la pizzeria mia, tutte quelle robe. Con questo bonus, proroga bis, no? Sì. Erano aprile, maggio e giugno, erano stati dati gli sconti direttamente in bolletta a questi poveri disgraziati che, non avendo aperto, hanno pagato lo stesso i famosi oneri di sistema, le tasse fisse, perché se uno ha tenuto chiuso il negozio non ha consumato niente di luce, no, dico io, se non i frigoriferi che andavano per le cose surgelate, ma hanno prorogato anche a luglio. Non ti immagini quanti soldi sono, non te lo dico neanche, perché questi piccoli ristori hanno un loro perché. Adesso penso che aprendo i ristoranti eccetera riprenderanno un po' di ossigeno e potranno anche pagare. Sai quante morosità sono venute fuori in questi ultimi 2 anni? Tantissime. Ecco, sai cosa significa quando uno non paga le 2 bollette, che ti taglia la luce o il gas? E sai quanto ci vuole solamente per riaprire un'utenza normale di gas? 80 euro per un residente. Moltiplica. Certo, no, per i milioni di persone che non hanno potuto pagare la bolletta della luce o del gas. Cara Elena, volevo complimentarmi con i suoi ospiti per la chiarezza dei discorsi. Spero che tutti ne traggano beneficio per i futuri viaggi o cambi di gestore energia. Grazie, Paola da Verona. Ecco, complimenti. Mia, stiamo andando fuori zona qua. Beh no, compriamo il Veneto. Grazie Paola, perché secondo me è importante anche, vedi, dialogare. Noi diciamo abbiamo delle possibilità. Adesso Elena e io ci conosciamo tanti anni, per cui abbiamo lavorato in sinergia. Quello che mi piace è che finalmente le associazioni dei consumatori abbiano fatto il salto, almeno in Veneto, poi non so nelle altre regioni, non mi interessa, abbiano fatto questo grande lavoro. Stiamo lavorando per creare, in sinergia, ma per creare anche opportunità per tutti i cittadini consumatori, perché secondo me la chiarezza e anche il fatto che veniamo anche ascoltati, veniamo anche, come dire, invitati da voi, ci dà la possibilità col passaparola, perché non abbiamo grandi mezzi, chiaramente grandi mezzi pubblicitari come le grandi compagnie di distribuzione,
stiamo dando veramente il meglio di noi stessi. Però effettivamente per progetti come questo discorso del Covid, a fare sistema, cioè stare insieme, anche a specializzarsi, come dicevo prima, chi in una cosa, chi nell'altra, può essere di aiuto ai cittadini, perché tante volte la domanda viene: ma perché devo andare da un'associazione anziché da un'altra? Perché sono più belli, più bravi, più simpatici, più carini? No, magari può essere perché lavorano insieme e si delegano magari certi ruoli, no? Quindi questo è importante. Io ti dico questo, Elena, che lo dico davanti a Silvia adesso, che mi è testimone. In questi 10 anni, ultimi 10 anni che sono stato presidente regionale, poi segretario nazionale, eccetera, ho sempre cercato il dialogo con le altre associazioni. Magari forse 10 anni fa c'era più conflitti, concorrenze, piccole gelosie, eccetera. Io ho sempre cercato di dire: guarda, io il mio know-how lo do a disposizione di tutti. Erika, hai bisogno? Certo. C'è Sergio. Quindi lavorare in partnership. Lavorare in sinergia significa veramente creare un gran gruppo. Certo. Perché io penso che la Regione Veneto veramente, e questo lo posso dire quando sono stato al nazionale, è stata sempre capofila, sia per le conciliazioni, per i reclami, sia anche per quanto riguarda le pratiche, il numero di pratiche. Vuol dire che effettivamente ci siamo fatti conoscere e siamo sul pezzo. Perfetto, oggi come oggi. E la trasmissione è volata e quindi con l'auspicio di ritrovarvi ancora, ringraziamo naturalmente tanto Ado con Sergio Taurino, è stato qui con noi, Lega Consumatori, di aver partecipato, Federconsumatori, capofila di questo progetto comunicativo, e noi ci ritroviamo la prossima settimana per affrontare altre tematiche, altri problemi. Voi naturalmente rivolgetevi alle associazioni di consumatori prenotando eventualmente l'appuntamento o entrando nei rispettivi siti internet della Lega Consumatori e di ADOC o di Federconsumatori, in modo da chiedere una consulenza, un supporto, un aiuto in tutti gli ambiti possibili, perché poi tra una cosa e l'altra si dividono tantissime competenze in tanti settori. Grazie a voi. Grazie. Visto che è proprio l'ultimo, un saluto doveroso a Giovanna Capuzzo, la Presidente di Federconsumatori, a Erika Zanca, mie grandissime amiche e con cui sto lavorando veramente bene. Un bacione e un abbraccio, perché sono veramente delle persone molto valide. Grazie. Perfetto, grazie a voi. Grazie. E telespettatori, ci rivediamo prestissimo domani. Grazie.